proprio una domenica bestiale, come cantava il nostro amico Fabiuccia, c'è un clima terrificante, piove dall'alba, che mi pare notte, non riesce a uscire la luce, vento, ma mamma mi mette l'angoscia e la malinconia in questo momento che già sta a questa manera, 6 dicembre, a ridosso dell'Immacolata, un ponte che mo sai che si è fatto, invece facciamo niente, a ridosso delle feste di Natale con tutte queste limitazioni. Sono troppo triste, allora vorrei chiudere gli occhi, guardate, vorrei chiudere gli occhi e risvegliarmi fra 4 anni, nello stesso giorno, il 6 dicembre del 2024, quando sicuramente ci saremo messi alle spalle tutto sarà finito, lo stesso giorno, con lo stesso clima, perché non voglio esagerare, con lo stesso clima, perché piove purtroppo che fornisce virus, che leva la mia sa pioggia. Mamma mia, apro gli occhi, 6 dicembre del 2024, in questo clima prenatalizio. Mia moglie dice usciamo, tutte le bimbe, ma piove, ma che ce la fotte, dopo tutto quello che abbiamo passato, usciamo bimbe, usciamo, ci mettiamo nell'ascensore, usciamo dal palazzo, a bimba appena usciamo, la riviera in da pozza ingresso, un quaccetto a porta. Guarda, vedi, tutta facendo un bubino, però che c'è una frutta, dopo tutto quello che abbiamo passato, capite? Già immagino, andiamo in macchina, spezzo un bello, prende tu wind, no? E tu fai la chiave, che c'è una frutta, dopo tutto quello che abbiamo passato, metti nella macchina, arriva al centro di Napoli perché là sì che si sente il clima natalizio, no? Faremo shopping, 2 ore e mezza di traffico, arriva dal posto che ci fottiste 5 minuti, a la fotti i bimbi che si litigano nella macchina e tu qui con il braccio che su qua, il chiappa qui, amici in testa, non me ne faccio, però, che te ne fotte, tutti si parla la macchina di che sale, tu, però è bellissimo, perché dopo tutto quello che abbiamo passato, arrivi là al centro, il 2 e mezzo, c'è orario di pranzo, dicevo andiamo in una pizzeria, tutti i ristoranti e pizzerie aperti, illuminati, tu ti metti a fare fila sotto il per 1 ora e mezza di fila, i bimbi che chiamano e tu battono la fila, non vedo, questo pare che non mangia 3 anni, ma che devo dare muchacho. Bello. Però tu stai là, tua moglie che si mette a me, dice, che pataffa, che Luca fa, poi là che fa, ti sto tu così, però dopo tutto quello che abbiamo passato, entri in pizzeria alle 4, che esci alle 5 e mezza, che è già notte, dice, vabbè, ma a questo punto torniamocene a casa, però che ce ne fotte dopo tutto quello che abbiamo passato, ti metti in macchina, a 2 ore di traffico, che ce ne fotte, arrivi lotta a casa tutto imburpato, perché la macchina palazzo sta facendo un diluvio universale, nemmeno di quando fanno i cicloni in America e lo tsunami, però è stata una giornata veramente